Un programma intenso di eventi, concerti, spettacoli, incontri è stato presentato giorni fa a Palermo presso l'assessorato ai beni culturali durante una conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale Alberto Samonà. La Valle dei Templi è una delle punte di diamante dell'offerta culturale siciliana, ha affermato l'assessore. Ci muoveremo tra tante esperienze, visite immersive, teatro, festival del cinema archeologico, un cartellone che durerà non dall'alba al tramonto ma 24 ore. I dati lo confermano, migliaia di visitatori stanno di nuovo invadendo pacificamente la Valle dei Templi di Agrigento e quello che ho definito la primavera dell'archeologia in Sicilia. Un cartellone ampio che abbiamo costruito lavorando durante la pandemia sia per quanto riguarda le attività scientifiche che per quelle culturali. Così ha affermato il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, un cartellone che non si fermerà alla valle ma si allargherà a tutti i siti della provincia. Sì, abbiamo presentato un cartellone che è un cartellone ampio e che inizierà proprio da lunedì prossimo con lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Sebastiano Lo Monaco a Rivedere le Stelle, il 21 giugno al Teatro del Tempio di Giunone inizieremo queste attività. Sono attività che riguardano il teatro, che riguardano la musica rock con festival, che riguardano la musica jazz, che riguardano le nostre albe che sono il nostro punto di forza, che riguardano due manifestazioni per il mondo del cinema, il Festival dei Corti e il Festival del Cinema, dei film. Iniziative a 360 gradi e per quest'anno per la prima volta non riguarderanno solo la Valle dei Templi, perché faremo delle iniziative anche a Eracleamino, Sambuca di Sicilia e Villa Romana a Punta Grande, che avrà un percorso particolare, un progetto particolare. Tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, da luglio ad agosto, ci saranno delle iniziative proprio a Villa Romana che riguarderanno la visita guidata e poi gli eventi culturali al tramonto, con una degustazione per far conoscere il progetto di Odoros del Parco Valle dei Templi.